La fase 2 in agricoltura sembra non essere arrivata in alcuni settori. La ripresa per gli allevamenti di vitelli a carne bianca è difficile, in quanto la situazione del comparto ha ormai raggiunto livelli preoccupanti. Lo sostiene Coldiretti Veneto, che ricorda che il settore rappresenta un valore di circa 350 milioni di euro, con oltre 250.000 capi distribuiti in centinaia di stalle, una buona parte delle quali si trova in provincia di Padova. Le perdite a causa dell'emergenza sanitaria, che ha di fatto chiuso i canali di hotel, ristorante e catering, supera il 30% e fanno riferimento al crollo dei consumi oltre che delle quotazioni. È stato registrato infatti un calo dei prezzi al chilo da 5,3 euro a 3 euro, ovvero 150.000 euro a vitello. Un settore, spiega Coldiretti Veneto, dimenticato dai finanziamenti europei, riservati invece agli animali da 8 mesi in poi, tipologia produttiva tipica del nord Europa, che non presenta di certo invece gli standard qualitativi e caratteristiche dei bovini allevati nella pianura padana. Questo settore della zootecnia rappresenta un'importante risorsa per la nostra regione ed è indispensabile intervenire urgentemente attuando le misure per il ritiro dal mercato di parte del prodotto al fine di riequilibrare il mercato, che oggi riconosce agli allevatori prezzi che sono abbondantemente sotto i costi di produzione. Questa è la proposta di Coldiretti, che si aspetta nel prossimo decreto del Ministero dell'Agricoltura degli interventi per le filiere agricole.